Ciao a tutti, Ferragosto ci ha salutati e noi siamo al quarto aggiornamento di Zena Week nella nuova versione 2020. C'è l'ordinanza per la chiusura delle discoteche e delle sale da ballo, ma non mancano gli eventi per chi è rimasto in città, per chi invece torna dalle vacanze o per chi invece le vacanze ha deciso di passarle nella nostra bellissima Liguria. Lo sapevate che in Liguria c'è stata un'età dell'oro? Abbiamo visitato per voi la miniera di Masso, un luogo da scoprire forse anche per tanti liguri nell'entroterra di Chiavari. Vi invito a guardare il nostro video, il documentario, ma soprattutto a prenotare una visita in un luogo inaspettato e affascinante, dove, pensate, è stata trovata la pepita d'oro più grande d'Italia. Storie di migrazione come quella della famiglia Bergoglio, raccontate dal giornalista e scrittore Massimo Minella in Genova, Buenos Aires, sola andata, al santuario di Cicagna, giovedì 20 alle ore 21. Il 20 di agosto alle ore 21 a Cornigliano il Teatro in Rivoluzione, TIR, una rassegna teatrale ospitata su un camion teatro. Debutta con la sua prima nazionale Laura Marinoni con La Gilda, spettacolo che lei stessa ha adattato dalla Gilda di McMahon di Giovanni Testori. Il 21 di agosto invece vi aspetta una visita organizzata a Campo Ligure, uno dei borghi più belli d'Italia, per scoprire uno dei mestieri più antichi, la lavorazione della filigrana. Date un'occhiata alla locandina e al link del video realizzato da noi in un laboratorio di filigrana e immergetevi in un mondo tutto da scoprire. Sempre il 21 agosto in piazza Marconi a Lavagna, in occasione della manifestazione estiva Palco sul Mare Festival, il concerto di un grandissimo artista, Alberto Fortis, che festeggia la sua quarantennale carriera regalandoci la sua voce intensa, la sua straordinaria maestria al pianoforte e tantissima emozione. Sabato 22 con Amore Proibito e domenica 30 con Fantasmi e Leggende potete andare alla scoperta di Genova e delle sue storie attraverso dei percorsi urbani a piedi per i vicoli per fare un'esperienza unica nel suo genere. Info e prenotazioni su www.exploratour.it. Riaperto finalmente il Museo di Storia Naturale dopo i difficili mesi di lockdown. Fino al 30 agosto il museo ospita la mostra Mitos, con l'esposizione di modelli di creature zoomorfe che maggiormente hanno colpito l'immaginario collettivo. Sempre visitabile invece la mostra permanente, bellissima e curiosa sia per grandi che per piccini. Vi ricordo sempre che se volete segnalare alla redazione un evento potete mandare un'email a info@zenazon.it. Ci vediamo al prossimo aggiornamento.